Non intendono fermarsi i soci di Aria in prima linea nella battaglia a tutela dell'area verde di San Lazzaro a Bassano, che rischia di trasformarsi in una colata di cemento, con l'abbattimento di edifici storici e la realizzazione di capannoni che andrebbero a devastare un territorio che ha impiegato secoli per raggiungere il suo equilibrio. Un equilibrio che non può essere distrutto da scelte scellerate e decisioni prese dall'alto. A questo punto la sindaca Pavana e tutti gli amministratori comunali hanno il dovere di proteggere il territorio che si sono trovati a rappresentare, perché a rischio c'è il futuro. Quello che noi vorremmo chiedere all'amministrazione è che riflettano molto bene prima di commettere quello che può essere un grande errore, perché il suolo, una volta rovinato, non può più ritornare come prima in tempi brevi. Io sono un agricoltore biologico e per me la fertilità del suolo è la base per la coltivazione e per la possibilità di continuare le coltivazioni. Coltiviamo grazie all'humus, cioè allo strato fertile e superficiale, molto superficiale della terra, che di solito non va sotto 25 cm. Per fare 10 cm di humus fertile ci vogliono circa 500 anni. Per distruggere completamente la fertilità, cioè lo strato di humus di 25 cm, bastano 50 anni di agricoltura sbagliata. E da queste parole il passaggio a quello che potrebbe succedere con l'edificazione di capannoni è immediato. E pensiamo che anche un'agricoltura sbagliata può danneggiare il suolo, figuriamoci gli scavi per costruire capannoni da 70.000 metri quadri con tutti gli indotti che possono avere attorno, quindi è uno stravolgimento ecologico immenso. L'appello è anche a pensare a questo, perché non ci vuole un laboratorio tecnologico per ricostituire un suolo, ci vogliono centinaia di anni. Cosa lasciamo alle prossime generazioni? Certo è che il tempo stringe, la lotta dei cittadini per salvare San Lazzaro continua, così come continua la richiesta di confronto con l'amministrazione. È necessario continuare a divulgare quanto sta accadendo e speriamo anche di poterci confrontare direttamente con chi siede poi ai tavoli per le decisioni.